Amedeo Levorato, presidente di APS, Umberto Rovini, il direttore generale, alla riunione a Padova, promossa dal Comune di Padova, per discutere dei tagli del governo. Cosa comporta per APS questa manovra? Per l'APS la manovra comporta prevedibilmente una riduzione del 10 al 20% dei contratti di servizio. I nostri ricavi sono composti per circa il 50% dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti e per circa il 50% dei contratti di servizio che noi abbiamo con gli enti locali, il Comune e la Provincia, in quanto evidentemente dobbiamo esercitare servizi anche in luoghi dove non ci sono i requisiti economici per poterli gestire, la domenica, il sabato, la sera, eccetera, per cui lo Stato di norma contribuisce per la gestione di questi servizi con circa 18 milioni, 21 milioni sono i ricavi dai biglietti. Ora la manovra Tremonti prevede un taglio di circa il 10% a livello statale e quindi circa 15 milioni a livello regionale, che potrebbe tradursi in circa 1 milione per noi in meno, e un altro 10% potrebbe essere il risultato del taglio regionale in forza della manovra finanziaria che costringe le regioni, nella fattispecie la regione del Veneto, a tagliare più di 400 milioni dei propri costi. È solo una previsione, in quanto la cifra definitiva dei tagli regionali sarà disponibile solo nella seconda parte dell'anno e quindi verso novembre. Noi ci siamo trovati qui a Padova per cercare di rappresentare la situazione di emergenza, perché le nostre aziende sono strutturalmente a disagio già normalmente. Noi quest'anno abbiamo fatto un pareggio di bilancio per la prima volta dopo tanti anni, ma in generale a livello nazionale chi esercita il trasporto pubblico in quanto servizio pubblico, stante che le tariffe sono basse, per così dire, ha problemi di pareggio. Un taglio del 10 al 20% delle risorse pubbliche potrebbe costringerci a tagliare i servizi. Ecco, e dal punto di vista del personale, cosa comporterebbe questo taglio? Ma le conseguenze si vedranno poi applicate nel tempo. È chiaro che se saremo costretti a una minor produzione, ci sarà il blocco del turnover e progressivamente diminuiremo il personale e diminuiremo anche i chilometri che andremo a fare, quindi è una logica conseguenza, calano le risorse e complessivamente ovviamente non ci saranno licenziamenti, però si prosegue nel blocco del turnover. Ecco.